te la linea. Baretto, ah. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il Drive Time. In mezzo ai fatti io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 16 di dicembre, l'anno del Signore 2024. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net è diventato un quotidiano online, quindi fesso chi non lo legge, perché vi perdete i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Saluto il nostro Lorenzo D'Umbria che dalla sua plancia comando mi permette di proiettarmi, inclusa anche sta cravatta, guardate che bella cravatta che c'ho stasera, modestamente. Dicevo, fino ai vostri occhi e alle vostre orecchie, ai vostri padiglioni auricolari, e allora cominciamo subito. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso le zappe, e poi quando lo dirò io 029294 7222 per il telefono. Ma ora diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschis. Siamo pronti? Vai! Festa di Natale della cooperativa San Martino presso la vetreria di Borgonovo Valtidone in provincia di Piacenza. La cooperativa occupa 125 persone, quasi tutte donne. Sul tavolo c'è una torta con su scritto "Buona pensione Aziza". Infatti la marocchina Aziza Ben Chakra va in pensione dopo 35 anni di lavoro. Di lei dice: "Ho sempre lavorato qui e mi sono sempre trovata benissimo". Nella Coop stessa lavora da 15 anni con pari soddisfazione anche sua figlia Hind Halfi. Da parte sua l'albanese Aurelia Babia aggiunge: "Lavoro in questa cooperativa dal 2000. Mio marito ha una piccola impresa edile. Assieme abbiamo tirato su 2 figli, il grande si sta laureando mentre la figlia piccola va al liceo". Il presidente della Coop, Mario Spezia, aggiunge: "Complessivamente impieghiamo come cooperativa circa 1300 dipendenti provenienti da 72 paesi del mondo. Una comunità questa utile e laboriosa, di cui purtroppo i grandi media, specie i TG nazionali, non parlano mai". A te la linea. Vediamo, ecco qua. E rieccoci alle 18:21 minuti e 39 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Sempre Antonino Danna al microfono con voi. Parole sante quelle di Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi, perché questa è l'integrazione, quella vera, questo è il vantaggio al paese. Del resto è la stessa linea di pensiero dello stesso Donald Trump quando parla di una immigrazione regolamentata che viene, si integra, produce lavoro, crea benessere insieme a chi c'è già. A proposito, il pezzo iniziale con cui abbiamo aperto questa settimana e questo lunedì era JP & JP, Body to Body del 1979, che molti di voi ricorderanno era la sigla della edizione di Disco Ring col mitico Awana Gana e un giovanissimo Claudio Cecchetto con la stella da sceriffo. Le 18:22 minuti e 34 secondi, diamo anche un'occhiatina alle agenzie, vediamo che cosa c'è. La crisi in Germania, ci siamo. Il Parlamento vota la sfiducia a Scholz, nuove elezioni a febbraio. Poi è ricomparso Assad, signore e signori. Mai pensato di dimettermi o scappare, la Siria è in mano ai terroristi. Se non è scappato perché è a Mosca. La conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, Mattarella, il diritto d'asilo è stabilito dalla Costituzione. La legge di bilancio verso una maratona notturna, l'obiettivo è il via libera in aula alla Camera il 20 di dicembre. E poi ancora diamo un'occhiatina anche alla BBC, vediamo che cosa
dice, ecco, c'è l'inviato della BBC Jeremy Bowen che è stato nelle prigioni di Assad e dice le prigioni di Assad in cui si pratica la tortura sono le peggiori che io abbia mai visto. E ancora, oltre a questo, abbiamo il principe Andrea che non parteciperà al Natale di famiglia della famiglia reale britannica a Sandringham, visto che gli hanno sgamato l'amico cinese che in realtà era uno spione. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora al telefono con noi c'è l'onorevole Nicola Ottaviani, che ringrazio per il suo tempo. Stasera si parla di manovra, insomma, le ultime notizie, l'ANSA dice che sarà una galoppata per arrivare all'approvazione in aula il 20 di dicembre, ma onorevole, senta, al di là della polemica che si è creata sull'incremento di stipendio, l'adeguamento dello stipendio tra ministri eletti e ministri non eletti, polemica che peraltro lascia il tempo che trova per certi versi. Quali sono i veri temi forti di questa finanziaria? Ma in realtà, al di là di quelle che sono delle vicende che in qualche modo possono riguardare più questioni di colore che non di altro, perché la questione relativa all'aumento delle indennità dei ministri non eletti per portarle sostanzialmente alle indennità identiche ai ministri eletti riesce a tirare fuori risorse per quanto riguarda lo stanziamento che non superano probabilmente i 500-600 mila euro l'anno. Insomma, stiamo parlando davvero di cifre irrisorie rispetto a quello che invece è il core business della manovra. Ecco, per parlare di cose invece estremamente serie, importanti, che riguardano la totalità dei cittadini, la stragrande maggioranza dei cittadini del Paese, con le ultime novità che riguardano sia gli emendamenti proposti dai relatori, sia i subemendamenti che si stanno perfezionando in queste ore, perché la manovra dovrà concludersi in aula comunque entro il 20, ecco, tutta questa congerie di novità va nella direzione di promuovere ulteriormente quella che è la competitività delle nostre imprese. Ecco, pensiamo ad esempio a quello che riguarda il profilo della web tax. C'erano state delle segnalazioni delle aziende che avevano giustamente posto in rilievo. Pronto? Aia, il telefono non ci aiuta stasera, vediamo un po' se riusciamo a recuperare l'onorevole Ottaviani, caro Lorenz, e andiamo a vedere nel frattempo qualche altra notiziola, sempre a proposito della finanziaria, vediamo un po'. No, questo è Scholz, non ci interessa per il momento, ne parleremo poi dopo. Andiamo a vedere cosa dice l'ANSA a proposito di questa maratona dedicata alla finanziaria. Vediamo se ce la facciamo. Far proprio di no. Far proprio di no, vediamo un po'. Non risponde, ahia, e allora mi sa che per questa sera abbiamo avuto un po' un'edizione lampo del qui Parlamento. Va bene, allora se non abbiamo la possibilità di entrare in comunicazione con l'onorevole Ottaviani, diamo soltanto questa comunicazione appunto dell'ANSA che dice appunto si va verso una maratona notturna e in particolare l'obiettivo è il via libera in aula alla Camera il 20 di dicembre. Per cui, insomma, sarà una corsa che verrà fatta dalla maggioranza pur di avere la legge finanziaria pronta per la fine dell'anno. Ecco qua, è ripreso
L'esame della manovra, scrive l'ANSA, in Commissione Bilancio alla Camera, con l'obiettivo di arrivare a conferire il mandato al relatore entro la mattina di martedì 17 dicembre. L'unico modo per fermare la manovra è rubarmi il tè, ha detto il sottosegretario al MEF Federico Freni, scherzando coi giornalisti prima di entrare nella sala Mappamondo dove si svolgono i lavori della Commissione. La maggioranza punta a chiudere l'esame della manovra in Commissione Bilancio alla Camera col mandato al relatore domani, martedì 17 dicembre alle 9:45, poco prima della seduta d'aula, in programma alle 10 per le comunicazioni alla Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. L'obiettivo è indicato da fonti parlamentari e di governo e conferma l'intenzione di arrivare al via libera della Camera entro venerdì 20 dicembre, probabilmente con un voto di fiducia. Al momento, dalle stesse fonti viene esclusa l'ipotesi di portare in aula la legge di bilancio senza mandato al relatore e quindi, se non si completasse domattina l'esame degli emendamenti, i lavori proseguirebbero. Se invece la Commissione Bilancio concludesse i lavori domani entro le 9:45, si ragiona tra parlamentari di maggioranza, mercoledì la manovra approderebbe in aula e l'eventuale questione di fiducia potrebbe essere posta nel pomeriggio, con la votazione finale 24 ore dopo. Questo pomeriggio alle 18 si è tenuta una riunione, o meglio, si sta tenendo una riunione dei capigruppo, da cui sono attese indicazioni sulle tempistiche dei lavori parlamentari. Adesso però sigla e poi pausa e torniamo con i Propeller Heads featuring Shirley Bassey, History Repeating 1997, tra poco. Qui Parlamento.
A te la linea. E rieccoci le 18:35 minuti e 12 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato Shirley Bassey e i Propeller Heads, History Repeating, e naturalmente è una storia che si ripete, sì, perché noi tra qualche minuto, sempre sperando che il telefono non faccia capricci, no, non risponde neanche l'ospite, a posto siamo. Ahimè, avremmo dovuto parlare con l'avvocato Claudio De Filippi, ma troveremo occasione per discuterne. Evidentemente faremo una differita, vedremo. Su questo caso Busetto, ne scriveva ieri Fabio Mendolara sulla Verità. Caso Busetto, ci sono solo 2 strade, revisione oppure il decreto legge. La Lega interroga Nordio sulla donna in carcere per un delitto confessato da un'altra, che, se ci fate caso, è molto simile alla storia del killer delle vecchiette di cui abbiamo parlato nel corso di In attesa di giustizia nelle scorse settimane. Sentite qua cosa scrive il collega e l'amico Fabio Mendolara sulla Verità. Per risolvere il conflitto tra giudicati nell'ingarbugliata vicenda giudiziaria di Monica Busetto, l'operatrice sociosanitaria condannata a 25 anni per l'omicidio della dirimpettaia Lida Taffi Pamio a Mestre 12 anni fa, ci sarebbero esclusivamente 2 strade: individuare nella giurisprudenza una linea interpretativa, se esistente, oppure intervenire con un decreto legge, spiega alla Verità Mario Esposito, professore di diritto costituzionale all'Università del Salento. L'ipotesi che ci siano 2 imputate, la Busetto e Susanna Lazzarini, rea confessa e autrice 3 anni dopo di un altro omicidio molto simile, non in concorso tra loro nel reato ma singolarmente condannate per lo stesso fatto, fa storcere il naso al professore. Bis in idem non mi era mai capitato, afferma. Poi aggiunge: se così fosse sarebbe inaccettabile e bisognerà porre rimedio. Con una modifica della quale, secondo Esposito, beneficerà una delle 2 imputate, oppure, secondo il principio giuridico della analogia in bonam partem, che nei casi non espressamente previsti dalla legge applica la disciplina prevista per le questioni simili o desunta dai principi generali dell'ordinamento giuridico, per cui potrebbero beneficiarne tutte e 2. Di certo, il conflitto tra i giudicati è uno dei presupposti per chiedere una revisione della sentenza. Ma i giudici della Cassazione, dopo il niet della Corte d'Appello di Trento, come svelato da Mario Giordano l'altro giorno sulla Verità, hanno negato alla Busetto la riapertura del processo, che era stata chiesta dai suoi difensori, gli avvocati Alessandro Doglioni e Stefano Busetto. Avvocato Claudio De Filippi, buonasera. Caro Antonino, ciao, eccomi qua. Dimmi tutto. Allora, ben trovato e grazie per questo supplemento di presenza in trasmissione questa settimana, perché domani sera avremo con noi l'onorevole Gusmeroli e parleremo ancora una volta di tasse, ma soprattutto stasera noi parliamo appunto del caso di Monica Busetto, che è stata condannata a 25 anni di carcere per un delitto che però, guarda caso, ha un'altra autrice. C'è una rea confessa che è appunto Susanna Lazzarini, e però com'è come non è, quando gli avvocati della Busetto hanno chiesto la revisione del processo, la risposta dei giudici è stata no. Che cosa sta succedendo? Perché allora, ricorda molto parlavi di la tasse, storia del killer delle vecchiette. Incidentalmente in questo momento le tasse, gli italiani sono molto attenti alla materia delle tasse, quindi sì, speriamo che Gusmeroli non abbia impegni perché ci parli di rottamazione quinquies. Comunque, questa è la cosa che vogliono sentire, però attenzione, c'è molto interesse anche per gli innocenti, cioè coloro che ovviamente sono condannati ingiustamente, vittime di errori giudiziari o ingiuste detenzioni. E nel caso della signora sembra proprio che si profili questa situazione, ma non è una situazione strana, è una situazione normale, cioè normale non è, ma è una situazione che l'ordinamento, il codice di procedura penale prevede. L'articolo 630, codice di procedura penale, lettera C,
prevede che ci sia conflitto di giudicati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una sentenza è incompatibile con un'altra. Io mi meraviglio che questi giudici, dove questi due colleghi sono andati a rivolgersi ad una revisione, li abbiano buttati fuori, li abbiano praticamente accompagnati all'uscio. Mi sembra molto strano, perché quando c'è un conflitto di giudicati, i giudici sono molto attenti, perché si profila ovviamente un errore giudiziario, perché o è colpevole la signora A o è colpevole la signora B. Non ricordo i nomi, per quello che dico questa cosa. Sì, o la Però signora appunto Monica Busetto oppure Susanna Lazzarini. Visto che sembrerebbe che la signora Busetto è innocente, per cui tutto quello che è stato fatto è un errore giudiziario, se è andato fino in Cassazione e quindi è diventato definitivo, un'ingiusta detenzione se è rimasto nelle fasi intermedie del secondo grado della Cassazione. Quindi sostanzialmente la questione è questa, e c'è un errore giudiziario che va evitato. Quindi l'intervento, io ho letto sulla stampa, mi hai mandato anche un articolo, è quello della Verità, che ci vorrebbe un intervento straordinario del governo. Assolutamente no, ci vuole un intervento ordinario della magistratura. La magistratura deve fare il suo lavoro. Quando sono conflitti di giudicato deve sospendere la pena della signora Busetto, subito scarcerarla per evitare di fargli ulteriore danno, e andare poi a valutare che l'altra signora, ecco, la Lazzarini, quindi la Lazzarini è colpevole, allora si è il processo della Lazzarini, che c'è una confessione. Attenzione quando parliamo di confessioni, perché va sempre spiegato che le confessioni a volte sono quello che sono. Però in questo caso mi sembra che ci sia state 2 o 3 confessioni e una anche ritrattazione finale. Ma una volta che la versione preponderante, che è quella della rea confessa, se è una confessione autentica, valida e non obbligata o in qualche modo ottenuta in modi diciamo strani, ecco che allora a quel punto abbiamo una chiarezza di verità, una strada chiara. Quindi la signora, non ricordo il nome, perdonami, l'arteriosclerosi, come si chiama? Con la B, la signora? Sì, Busetto, Monica Busetto. Busetto, scusatemi, la signora Busetto Monica ha ben ragione di voler essere tirata fuori dall'inferno, e quindi ogni giorno che passa è un danno in più per lo Stato. Quindi se i magistrati non intervengono velocemente, rischiano che lo Stato poi debba pagare fior di soldi o di risarcimento del danno o di ingiusta detenzione. Scusatemi, toglievo dal disco club. Quindi che è il telefono della macchina. Quindi fondamentalmente il punto è questo qua, che prima si interviene meglio. Quindi sarebbe il caso che questa ordinanza, poi io non sono l'avvocato della signora, quindi saranno i colleghi poi a valutarlo, certo, vadano in Cassazione, perché se i giudici hanno detto no e lo hanno scarcerata, possono andare in Cassazione per ottenere una scarcerazione della signora e quindi verificare tranquillamente. Però certo la signora non può aspettare che nel frattempo sconta del carcere ingiusto, e quindi questo potrebbe anche determinare un danno erariale per lo Stato, che si trova poi costretto a dover pagare risarcimenti notevoli. Io ricordo che nel mio caso Morrone noi abbiamo stabilito 15 anni di detenzione, era un errore giudiziario, il più grande errore giudiziario fino a 7-8 anni fa, e praticamente 180 euro al giorno di media stava lo Stato la detenzione di un errore giudiziario. Quindi abbastanza un record. Poi ovviamente ci sono stati altri che hanno fatto molto di più come anni, quindi poi ci sono stati altri risarcimenti, eccetera, eccetera. Però ribadisco che questa situazione va risolta subito e quindi è liberata la signora, sospesa la pena. C'è la sospensione della pena che può chiedere anche il pubblico ministero. A questo punto i giudici devono accertarlo, la signora da libera accetta e aspetta quello che è la situazione, ma non può stare in carcere in attesa. Questo mi sembra una cosa inumana, assolutamente. Senti, ma in questi casi non si potrebbe tagliare la testa al toro con una grazia del Presidente della Repubblica?
Tu sei affezionato sempre alla grazia, che venne data a uno scrittore, Massimo Carlotto, ricordo sempre che io ho scritto il libro Toghe che sbagliano, su casi di errore giudiziario, che c'era anche il caso mancava solo Tortora, diciamo, avevo messo anche il Giro Limoni, ho messo Carlotto, ho messo un caso degli anni 50, Gallo, a cui tu sei affezionato di nuovo. Quindi no, la grazia si dà quando ci sono delle situazioni, diciamo, borderline, secondo me, quando riuscire a trovare l'innocenza diventa molto difficile e quant'altro, oppure quando il detenuto non ce la fa più, non riesce più a reggere un lungo processo revisionale. Ma in questo caso, secondo me, come è stato fatto con Zancheddu, tanto per dire, è stata sospesa la pena. Zancheddu è andato a casa e quindi a quel punto lì si attende gli esiti tranquillamente a casa sua, come dovrebbe fare la signora. Questo è quello che penso. Non dobbiamo infliggere ad un innocente ulteriori pene che non merita. Certo, questo è chiaro. Ma che revisione legislativa si può fare in merito? Visto che il caso è anche seguito dalla senatrice Erika Stefani, ho visto anche che appunto si parla di necessità di interessare il ministro Nordio. Allora, benissimo. Allora, intanto, esatto, l'interessamento del ministro Nordio non può che fare bene, perché indubbiamente il ministro può anche operare col sistema di vigilanza del Ministero della Giustizia, mandare ispettori, verificare cosa succede. Poi il ministro può anche azionare eventuali azioni disciplinari se ci sono responsabilità di magistrati, quindi rende tutto molto più, diciamo, sensibile il sistema a questo caso. Sarebbe molto utile che il ministro se ne occupasse, così per verificare se ci sono anche profili di responsabilità. Ma a prescindere da ciò, la cosa più importante potrebbe essere quella proprio di fare un ricorso in Cassazione sul rigetto della revisione, perché a quel punto oppure interessare la procura, che può interessarsi anche il procuratore della Repubblica, procuratore generale ritengo, che possa chiedere la sospensione della pena. Sospensione della pena perché procuratore generale? Perché le revisioni si presentano in grado di appello, quindi in corte di appello penale. Quindi chi è competente è il procuratore della Repubblica presso la corte d'appello. Io non so dove stia la signora, però il procuratore della corte d'appello, anche in collegamento col Ministero, volendo, potrebbe azionare la richiesta di sospensione pena. A questo punto la signora se ne va a casa, e questo è un grave errore giudiziario, perché infliggere Corte d'appello 23 di anni a una Trento. persona... quindi Trento, Corte d'appello di Trento, procuratore generale di Trento può chiedere la sospensione. A questo punto, grave errore giudiziario, dare 23 anni a un innocente, quindi questa è un'altra ulteriore cartina tornasole delle problematiche del sistema giustizia, e quindi da innocente a 23 anni di carcere ce ne passa tanto, e quindi questo vuol dire che sarebbe opportuno che qualcuno facesse qualcosa, e anche velocemente, nell'interesse della giustizia. Ed è un appello a cui ci associamo volentieri. Allora, io dico avvocato, sempre quindi un'ultima domani cosa, sera caro Antonino, invece poi si ti lascio, parlerà di... che sì? Prego. No, dicevo solo un'ultima cosa, ti lascio, che secondo Sì. me nelle revisioni devono intervenire di più le procure della Repubblica, ma non per dire è inammissibile, ma per dire aiutiamo gli innocenti. Come non essere d'accordo. Grazie ancora allora e buon proseguimento. Grazie. Di nuovo un saluto. E allora io ringrazio l'avvocato Claudio De Filippi che come sempre ci porta nei meandri del diritto e cerca di darci un orientamento in tutto ciò. Allora adesso apriamo i telefoni 0292947222 se volete essere dei nostri, e dal pubblico mi è stata data la tazza con il volto di Olaf Scholz, ecco qua. Roberto Giardina ne sarebbe deliziato, eccola qua, perché Olaf Scholz se lo sono bevuto in Parlamento, signore e signori. Sentite cosa scrive l'ANSA, perché questa è fresca fresca. Il cancelliere Olaf Scholz non ha ottenuto la fiducia al Bundestag, aprendo la strada alle elezioni anticipate a febbraio. Che bello,
la Germania è diventata come l'Italia, anzi, noi ora siamo meglio della Germania perché noi il governo ce l'abbiamo. Sentite qua, il cancelliere ha ottenuto 207 voti a favore e 394 contro. In 116 si sono astenuti. Per ottenere la fiducia Scholz avrebbe dovuto ottenere almeno 366 voti. Non li ha avuti e quindi se lo sono bevuto. Tornando a noi, la Germania è il maggior sostenitore in Europa dell'Ucraina. Se la Russia vince, la nostra sicurezza in Germania sarà in pericolo nel lungo periodo, ha detto il cancelliere parlando al Bundestag. Scholz ha però ribadito anche che la Germania non consegnerà armi di lungo raggio in grado di colpire la Russia in profondità come i Taurus e certamente con me cancelliere non saranno mai mandati soldati tedeschi in Ucraina, ha aggiunto. Piccola nota a margine, nell'intervista che Donald Trump ha rilasciato al settimanale Time, che lo ha nominato, lo sapete, persona dell'anno, anche Trump dice che è stato un errore fatto da Biden quello di fornire i missili per colpire in profondità e che, sebbene lui sosterrà l'Ucraina, farà in modo dal 20 di gennaio di chiudere questa guerra. E lascia capire che sta lavorando a una possibile intesa. Andiamo avanti. Spiegando quali sono i suoi progetti per il futuro, dopo le auspicate elezioni anticipate, Scholz ha detto: mi batterò nella prossima campagna elettorale per alzare il salario minimo da 15 euro l'ora. Rispetto significa anche poter vivere del proprio lavoro. Nella scorsa legislatura avevo promesso di portare il salario minimo a 12 euro. Ho mantenuto questo impegno, ha spiegato, ma nella situazione attuale servirebbe che aumentasse almeno al 14, ha aggiunto. Per il momento però lui ha un governo che è caduto e quindi a febbraio la Germania sperimenterà l'eccitante brivido delle elezioni anticipate. Scusate, i tedeschi hanno una parola che si chiama Schadenfreude, che sarebbe godere delle disgrazie altrui. Per carità, noi non godiamo certo delle disgrazie dei tedeschi, ci mancherebbe pure, né tantomeno delle disgrazie di chi che sia, però fa un po' ridere che una nazione che ha sempre avuto il ditino puntato per darci tutte le spiegazioni e gli insegnamenti su come si sta al mondo, su come si gestisce una democrazia e tutto il resto. Vi ricordo che la Germania è quel paese che nel 77 sullo Spiegel fece questa famosa fotografia dove c'era scritto Italia inaffidabile e c'era il famoso piatto di spaghetti con sopra la pistola. Ecco, loro che ci hanno sempre guardato dall'alto in basso, adesso come somiglia il tuo costume al mio. Anzi, addirittura pensate, era da almeno una sessantina d'anni che non succedeva in Germania un evento del genere, cioè la sfiducia di un governo e quindi addirittura l'ebbrezza delle elezioni anticipate. Sapete che facciamo sta settimana? Io vado a cercare Roberto Giardina perché 4 risate ce le dobbiamo fare. Mo, al di là di tutto, va bene, non è bello ridere di queste cose, per carità, però certo, ora, al di là delle battute, una nazione come la Germania, che ha sempre fatto della stabilità politica il suo vanto, io per esempio ora sto leggendo l'autobiografia della Merkel, l'idea di fondo è quella di dare stabilità al paese, costi quel che costi. E allora hanno avuto 16 anni di vacche grasse veramente encomiabili, che resteranno nella storia di sicuro. Ecco, ma una nazione così che però adesso si trova ad avere un governo sfiduciato, militarmente non conta niente, poi c'è la Francia dove c'è Bayrou che metterà assieme un governo che se gli va proprio di fortuna con la C maiuscola magari piglia la maggioranza per quanto? Per 10 voti, per qualcosa. Ma già la Le Pen gliel'ha detto chiaro chiaro che gli vota la sfiducia. Quindi Germania e Francia sono a terra. Qual è l'altro paese che può in questo momento dire la sua in Europa? Questo qui, l'Italia. Ci avreste mai creduto? L'avreste mai potuto immaginare? Poteva essere una cosa, cioè, sarebbe mai stata possibile una cosa del genere prima? No. E invece l'Italia in questo momento è in grado di dare le carte a livello politico europeo. A Spagna non ne parliamo, Sanchez manco sa se è vivo,
quello si venderebbe pure al diavolo pur di tenere in piedi il governo che ha fatto. Poi che cosa c'è? C'è niente. Quindi l'unico paese che in questo momento davvero può dare le carte in Italia, se lo volesse, può dare le carte in Europa, scusate, è questo. 0292947222 se volete intervenire per telefono, oppure 340 670 9659. Altrimenti noi adesso ce ne andiamo in pausa e poi ascoltiamo il coro ANA, Associazione Nazionale degli Alpini, della sezione di Milano, che canta Mezzanotte de Natal nel 2009 per la beatificazione di Don Gnocchi. Perché? Perché dopo vi presento, come sempre, l'immensa Carla De Bernardi e la sua grande città a spasso per Milano. Pausa e ci ritroviamo dopo il coro ANA degli Alpini, sezione di Milano, Mezzanotte de Natal 2009. A tra poco.
te la linea. Grazie Lorenz carissimo, questa era appunto il coro degli alpini dell'Associazione Nazionale Alpini della sezione di Milano, che nel 2009 per la beatificazione di Don Gnocchi ha cantato Mezzanotte de Natal. Le 19 minuti e 44 secondi, questo significa molto semplicemente che è giunto il momento dell'appuntamento con Carla De Bernardi per la grande città. Lorenz, se sei pronto, vai pure. Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. C'è sempre un sottile piacere a quest'ora della sera ed è quello di incontrare una donna elegante che ha un senso di delicatezza e soprattutto di cura per quella cosa che in Italia viene spesso oltraggiata e che è la memoria. Questa donna è Carla De Bernardi, io la ringrazio come sempre per Buonasera a la tutti. grande città. C'è sempre un sottile piacere a quest'ora della sera ed è quello di incontrare una donna elegante che ha un senso di delicatezza e soprattutto di cura per quella cosa che in Italia viene spesso oltraggiata e che è la memoria. Questa donna è Carla De Bernardi, io la ringrazio come sempre per Buonasera a la tutti. grande città, ben trovata. Allora, cara Carla, stasera dove mi porti di bello? Allora, stasera ti porto, sai che a me piace tanto, come ho scritto anche e descritto questi luoghi nei miei libri, andare in cerca di tesori milanesi non tanto conosciuti. Allora, quando si parla di Milano, tutti ti dicono il Duomo, la Galleria, Santa Maria delle Grazie, il Castello, poi cos'altro ti dicono? Tutte queste cose qua. I turisti vengono a vedere queste cose qua, il che è logico perché il turista vuole vedere i grandi monumenti, le grandi opere, le grandi, no? Le cose che attirano di più, Palazzo Reale, queste cose qua. Però Milano è anche altro, come sai, e come io mi sono ostinata a dire, e mi ostino a dire nei miei libri. In particolare io vado alla ricerca di alcuni tesori e ne trovo tanti, e che mi fa piacere far conoscere a chi ha questa curiosità come ce l'ho io. E oggi, proprio oggi, sono andata, era un po' che ci volevo andare perché nel mio libro ne scrivo, però era tanto che non ci tornavo, in questa chiesetta, questo oratorio, credo che si chiami, di Sant'Antonino in Segnano, che è un luogo, a parte la bellezza artistica che adesso poi esploreremo insieme, ma è un luogo che è anche un luogo storico perché ha delle connessioni con la città e anche col centro città, perché Sant'Antonino in Segnano è una chiesetta minuscola. Guarda, io quando sono andata a vederla la prima volta non la trovavo perché passavo davanti e non mi rendevo conto che c'era, perché è una chiesetta grigia con un fregio rosso e un piccolo campanile che però non la noti perché è immersa in un complesso di condomini. Quindi tu non la vedi, cioè proprio non gli hanno lasciato questo oratorio neanche una zona di rispetto. Cioè tu hai un cancello, un vialetto che sarà lungo forse 4-5 metri, e poi intorno questi grandi condomini degli anni 60. Si trova in via Cozzi 4, o in via Comune Antico se arrivi da un'altra parte, e comunque non la vedi, non la noti. Quando la noti e entri, ti rendi conto che è un luogo straordinario. Un luogo straordinario perché dentro, mentre da fuori è così anonima, all'interno è tutta affrescata e si scoprono delle cose straordinarie. Io ti ho mandato delle foto, non so se le hai, mi sembra che le hai scaricate, poi le guardiamo e le commentiamo.
Perché Partiamo comunque subito. Sant'Antonino è una chiesa che viene ricostruita nel XVI secolo, quindi nel Cinquecento, e gli affreschi interni risalgono a quell'epoca, ma inizialmente era una chiesa del ci sei? Sì, XI eccoci qua. secolo. Perché faceva parte, apparteneva alla Basilica di San Simpliciano, che invece è in pieno centro, no? Come sai. Sì, E che è una chiesa che aveva poi annesso un chiostro e un monastero benedettino, e faceva parte delle 4 basiliche ambrosiane, perché Sant'Ambrogio ha costruito 4 basiliche che erano messe a forma di croce, praticamente, formavano una croce tra loro. Queste basiliche sono tuttora esistenti, tranne una che è San Dionigi, ed erano la Basilica Profetarum, appunto San Dionigi. San Dionigi era a Porta Venezia, dove ci sono i giardini pubblici. Ah. Lì si dice che arrivò nel 50 o un anno più o meno così, avanti Cristo, no, dopo Cristo, scusami, il primo vescovo milanese, che era San Barnaba, e che arrivò il 13 di marzo, da cui la tradizione del Tredesin de Mars, di cui parleremo poi in marzo. La Basilica di San Dionigi non esiste più, sono stati trovati dei resti anni fa, sono stati portati alla luce, ma poi sono stati ricoperti. Quando io ho chiesto alla sovrintendente come mai erano stati ricoperti, lei mi ha detto: ma perché non è che tutto quello che troviamo noi lo possiamo custodire, valorizzare, far vedere, restaurare e curare? E quindi sappiamo che lì sotto ci sono i resti di San Dionigi, ma abbiamo dovuto ricoprirla perché non abbiamo le risorse per valorizzarla. Vabbè, detto questo, Sant'Ambrogio, oltre alla Basilica Profetarum, che era la Basilica San Dionigi, aveva fatto la Basilica Martyrum, sì. che era appunto la Basilica di Sant'Ambrogio, la Basilica, Virginum, che è San Simpliciano, e la Basilica Martyrum, no, Martyrum te l'ho già detto, Sant'Ambrogio, Apostolorum, che era San Lazzaro in Brolo. Sono le 4 basiliche ambrosiane. Appunto, San Dionigi non c'è più, le altre 3 ci sono tutte. San Lazzaro in Brolo è in Corso di Porta Romana, San Simpliciano è in Corso Garibaldi e Sant'Ambrogio è Sant'Ambrogio. A San Simpliciano apparteneva questa chiesa, che poi nel Cinquecento viene riedificata. Allora, se guardiamo insieme le foto, Sì. le commentiamo, perché io l'amo moltissimo questa chiesetta, che considera che gli affreschi sono praticamente in rovina, tranne questi 2 affreschi, che sono come si chiama? Sant'Antonino, per l'appunto, a sinistra, perché vedi che ha in mano la palma del martirio, simbolo del martirio, perché lui era un martire, e a destra è San Ludovico. Questi 2 affreschi sono stati messi nell'abside, ma l'abside è stata costruita recentemente, abbastanza recente. Prima erano sulla parete che oggi sfondata dà sull'abside. Vedi, c'è un bellissimo crocifisso fatto dagli artigiani della Val Brembana, che che c'è il Cristo crocifisso, ma non c'è il crocifisso. Secondo me è molto bello. E poi c'è un altare, l'altare della chiesetta, che è un tronco di un vecchissimo ulivo che è stato scolpito da un artista, di cui purtroppo non mi ricordo il nome, e ha scolpito queste mani. Vedi, a sinistra c'è una mano di uomo, una mano di donna, perché rappresenta Dio Padre, che è maschile e femminile, e poi c'è una mano che arriva da una figura posteriore, che qui non si vede, che è Adamo, e sul retro c'è anche Eva col serpente. Quindi l'allegoria di questo altare è molto interessante. Purtroppo in San Antonino dal Covid in poi non si fa più messa, perché precedentemente era sede di messe tutte le domeniche, ma col Covid 80 persone tutte insieme in questa piccolissima chiesa costituivano un problema,
e quindi non hanno più fatto la messa. Dopo il Covid non hanno più ripreso l'abitudine di fare messa, perché nel frattempo ci sono state delle fusioni delle parrocchie di San Martino in Greco, eccetera, eccetera, e quindi non c'è È un più vero peccato, però. È un vero peccato. C'è una foto in cui si vede che ci sono tutte le sedie accumulate, non so se l'hai vista, Sì, è perché una foto appunto che fa una tristezza unica, eccola qua. stavano circa 80 persone, ecco. Allora adesso ti racconto poi, se Eccola qua. vuoi, se ti fa piacere, ecco, vedi qua. Allora, vedi che sopra la porta c'è uno Sì. stemma che io ti ho anche ingrandito, Sì, infatti che è ora andiamo a proprio, recuperarlo. che è proprio San Simpliciano. SS, vedi? È proprio, aspetta che ci arriviamo, Eccolo qui. eccolo qua. C'è il Vincastro e c'è San Simpliciano. Questa chiesa ha tutta una serie di decori dedicati alla Passione di Cristo, per cui c'è anche Infatti qui la... c'è la Veronica, eccola qua su, Esattamente, proprio sopra. e- esattamente, vedi, eccolo qua. E poi c'è per esempio la borsa dei 30 denari, che credo di averti mandato anche Sì, quella. eccola Le qua. foto eccola qua. Le foto non sono strepitose perché sono foto di telefonino, però vi accontentate perché tanto l'importante è quello che rappresentano. Allora, gli affischi di questo oratorio sono interessantissimi perché c'è un affresco, va bene, che rappresenta... aspetta, parliamo di questo dopo perché è quello più interessante. Parliamo prima di quello dove c'è San Carlo. Eccolo qua. Ecco, San Carlo che è chiaramente riconoscibile dal nasone, Sì. quello a sinistra è appunto Sant'Antonino Martire e poi ci sono altri 4 vescovi. Questi vescovi sono tutti santi e sono stati seppelliti in San Sempliciano. A un certo punto erano spariti, poi sono stati ritrovati e sono comunque adesso sotto l'altare di San Sempliciano. San Ah, Carlo lo sappiamo, no? Era San Carlo Borromeo, era uno che andava sempre in giro per parrocchie, gli piaceva moltissimo andare a trovare i suoi fedeli, quindi tant'è che muore proprio tornando da una visita pastorale San Carlo. sì. Lui era un personaggio straordinario, ne abbiamo già parlato, è quello che ha inventato la confessione, era un gesuita, è quello che ha sequestrato il palazzo di Brera agli umiliati per farne il convento dei gesuiti, tant'è che a un certo punto qualcuno per vendicarsi tentò di assassinarlo, portava il cilicio, mangiava solo pane e acqua, passava le giornate leggendo, era un grande asceta. E Ecco qua sappiamo che l'affresco nella sua interezza. esatto, vedi, questo affresco della sua interezza vede San Carlo sulla destra, un vescovo sulla destra che non so chi sia, quello a sinistra è Sant'Antonino e gli altri 4 sono questi 4 vescovi che sono stati trovati e poi recuperati in giro per San Simpliciano e poi messi tutti assieme sotto l'altare. E c'è la Madonna col bambino, no? Vedi, è un affresco molto bello, ma vedi il degrado? Il degrado, Antonino, sta salendo Eh e sì, è tutta quindi umidità. è tutta umidità e sta salendo. Adesso è arrivato a metà alla vita di San Carlo, ma fra un po' arriverà in alto se non interviene qualcuno. Vedi che sotto la nuvola della Madonna con bambino c'è una Col lunetta? portale, sì. Il portale con la lunetta Eccolo. è San Simpliciano, a conferma appunto che questa chiesa dipendeva da San Simpliciano, cosa di cui non ci sono dubbi, ma insomma ci sono delle dimostrazioni tipo questa, tipo appunto il Vincastro con le 2 S. L'altro affresco importantissimo è Sì, l'affresco, ecco, è eccolo qui. l'affresco, eccolo qua. Andiamo prima sul totale Cos'è dell'affresco. la Eh, battaglia di Legnano? Ecco, allora questo è il punto interessante di tutta la vicenda, nel senso che qualcuno dice, hanno detto che fosse la battaglia della Bicocca, che tu sai che si svolse l'anno esatto, adesso non me lo ricordo, ma insomma lo trovate sul web, tra gli italiani, scusami, i milanesi e come si chiama, alleati agli spagnoli e i francesi. I francesi vennero sconfitti e
Carlo V, che vinse questa battaglia, siamo nel 1500 e rotti, no? Perché Carlo V appartiene a quell'epoca, fine 500, Carlo V diventerà l'imperatore del Sacro Romano Impero e sarà quel famoso imperatore. 1522. Bravo, 22, 27 aprile. Esatto. Si diceva che Carlo V, che in seguito a questa vittoria diventa l'imperatore del Sacro Romano Impero, era l'impero di Carlo V. Sull'impero di Carlo V non tramontava il sole. perché lui aveva i suoi possedimenti europei del Sacro Romano Impero più tutta una serie di possedimenti nell'America Latina. Allora, c'è chi dice che questa battaglia sia la battaglia della Bicocca, 1622, ma ci sono degli elementi che fanno capire che molto più probabilmente è la battaglia di Legnano. E lo vedi qua, vedi che c'è il carroccio, Sì. lo vedi? Eccolo qua. Il carroccio è quello che venne impiegato da Alberto da Giussano nella battaglia di Legnano nel 1176, quando Milano sconfisse il Barbarossa. Sulla destra vedi che c'è una crepa e c'è un personaggio disarcionato da cavallo, sì, eccolo qua. Il cavallo disarcionato, questo personaggio con in testa l'alloro, la corona di alloro, è il Barbarossa, perché il Barbarossa fu disarcionato a metà della battaglia di Legnano, e fu così che la battaglia volse a vantaggio degli italo-spagnoli. E quindi questo è il Barbarossa disarcionato da cavallo, il carroccio, e poi c'è sopra il carroccio, lo vediamo nella foto più grande perché qui non si vede tanto bene, ma in alto vedi che c'è una croce, sì. C'è una croce sopra il carroccio e c'è una colomba. Sì, in realtà ce ne sono 3, ma non se ne vedono 3 perché è troppo qua se ne vede proprio una sorta di è un'ombra ormai, eccola sì, qua. esatto, però questa proprio sopra la croce rossa della bandiera, a sinistra della croce, tu vedi che una colomba si vede molto bene. Sì. E sono 3 colombe che si innalzarono da San Simpliciano e andarono sul terreno della battaglia di Legnano per propiziare la vittoria. Quindi che questa sia la battaglia di Legnano è praticamente certo, però ci si ostina a dire che potrebbe essere la battaglia della Bicocca, tant'è che io nel mio libro metto tutte e 2 le ipotesi, perché sono 2 ipotesi altrettanto valide, anche perché potrebbe essere che il pittore, poi veniamo a dire chi era, chi si presume che fosse, potrebbe avere sintetizzato nell'affresco le 2 battaglie. Quindi aver messo sì il carroccio, aver messo sì il Barbarossa, ma aver messo poi dei soldati che invece appartengono a un'epoca più tarda, anche se non ci sono armi svizzere qui, non ci sono armi che facciano pensare veramente alla battaglia della Bicocca, perché nella battaglia della Bicocca i francesi erano alleati con gli svizzeri. Sì. Quindi è molto verosimile che si tratti della battaglia di Legnano. Quello sulla destra in fondo è un castello, potrebbe appunto essere il castello di Legnano, si vede dell'acqua, potrebbe essere un fiume, potrebbe essere uno dei fiumi, una risorgiva, non so, qualcosa che c'era in zona, perché la zona lì di Segnano era famosa perché era una zona, era ovviamente una zona, erano campi naturalmente dell'antichità, ma era una zona di lavanderie, nel senso che c'erano le lavanderie dei ricchi. I ricchi mandavano le loro cose in queste lavanderie di Segnano e quindi può darsi che ci fossero appunto delle risorgive o dei fontanili o dei canali che poi sono stati o coperti o sono confluiti nella Martesana o nel Seveso, insomma non si sa cosa ne sia stato, ma nell'antichità c'erano delle acque dove appunto si lavavano i panni, non in Arno, ma in... No. E come vedi anche questo affresco ha veramente bisogno di essere restaurato. Sì, decisamente. Ecco, ora questo è un piccolo gioiello Segnano, Sant'Antonino in Segnano,
Da fuori ti dico, non ti ho mandato la foto perché ce l'avevo su un altro file e non riuscivo a mandartela. Però Comunque stupendo. aspetta che forse se riesco no, non riesco a mandartela perché dovrei mandare niente. Comunque è una capannina grigia con un fregio rosso e un piccolo campanile a vela. Campanile a vela vuol dire che è un campanile che si alza dal tetto. Campanili che si alzano dal tetto e che quindi non affiancano la costruzione si chiamano campanili a vela. E niente, e questa è la visita che io ho fatto oggi, l'ho fatta da sola, perché in questo momento c'è una serie di visite nei borghi milanesi, ehm, organizzata proprio dall'Associazione Borghi Milanesi, mi pare che si chiami, e che stanno aprendo tutte questi gioielli nella periferia e negli ex Corpi Santi, e sono visite gratuite. Per cui adesso io poi cercherò di portarci i soci degli Amici del Monumentale a vedere questa cosa, perché quanti milanesi conoscono Sant'Antonino Insegnano? A parte che tu Nessuno. ti chiami Antonino, no? E Certo. quindi per te è particolarmente interessante Sant'Antonino Insegnano, che è un martire, sembra che si chiamasse Antonino, fosse vescovo, Antonino della famiglia Fontana, che fu vescovo soltanto 2 anni. Ecco, Eh, ti faccio vedere in eccola, condivisione, ecco bravissimo, qua. bravissimo. Vedi che Questa c'è un è Lombardia Beni cancelletto. Culturali, eccola qua. Bravissimo, hai fatto una cosa bellissima a farla vedere. Vedi che c'è un cancelletto proprio addosso alla chiesetta e poi Sì, dietro c'è un condominio, ma sì, non c'è una zona di rispetto, cioè non c'è terreno intorno no. alla chiesa, c'è Gliel'hanno una lapide costruito praticamente addosso. addosso. Sulla lapide sopra la porta c'è appunto scritto che apparteneva alla chiesa di San Simpliciano. E dentro ovviamente è aula unica, non ci sono navate, è un'unica stanza, piccola perché lo vedi anche da qui quanto è piccola, no? Ma Sì. deliziosa e coperta di questi affreschi che abbiamo mostrato. Merita veramente di essere visitata. Vediamo se dice qualcosa in più di quello che vi... Ah, Questo sì, è Lombardia Beni Culturali, quindi il sì, sito sì, che è della un sito che io ho Lombardia. consultato moltissimo per le mie ricerche. E dice che il tetto è a capanna con un campanile a vela in mattoni pieni. Entrando Esattamente, si nota subito esattamente. la differenza tra la navata interamente affrescata e l'abside bianca. Esatto, Sull'arco perché trionfale, l'abside è stata aggiunta negli anni 60, hanno sfondato e hanno aggiunto l'abside. sull'arco trionfale che divide le due zone trionfa un crocefisso, mentre il soffitto è suddiviso da 8 travi che sorreggono il controsoffitto a cassettoni di legno. L'intera cappella commemora la passione del Signore. Esatto. Sulle pareti laterali si fronteggiano due affreschi. Quello di destra ritrae San Carlo Borromeo tra i santi vescovi in adorazione alla Madonna con in braccio Gesù Bambino, che abbiamo visto, che domina il centro. Quello di sinistra rappresenta la battaglia della Bicocca, intorno al 1500, teatro di una famosissima vittoria degli spagnoli. Sull'abside altri due affreschi con santi monaci. Vedi, qui non mette in dubbio che si tratti della battaglia della Bicocca, invece No, ha messo in dubbio perché è molto probabile che sia invece la battaglia di Legnano. epoca di costruzione, fine secolo XI. Esattamente, gli affreschi sono cinquecenteschi e sembra che siano di uno dei Fiammenghini. I Fiammenghini erano questi due fratelli che hanno affrescato, per esempio, larga parte della abbazia di Chiaravalle, hanno fatto tutto un ciclo di affreschi a Chiaravalle. Mi sembra che abbiano anche fatto degli affreschi, se non ricordo male, perché ogni tanto mi confondo, lo sai, perché avendo in mente Sì, tutta questa roba, ogni tanto dico, ma quello che dico è giusto, è sbagliato, e se sbaglio mi scuso, ma mi sembra anche che i Fiammenghini abbiano fatto una parte degli affreschi della Certosa di Garegnano. E comunque sono stati fatti degli studi su questi affreschi di Sant'Antonino e verrebbe fuori che sono dovuti a uno dei Fiammenghini, il maggiore, che si chiamava Giovanni Battista della Rovere, perché i Fiammenghini, detti Fiammenghini, in realtà si chiamavano della Rovere. E quindi questa è tutta la storia di Sant'Antonino. Io credo che abbiamo finito il tempo, giusto?
No, abbiamo ancora un paio di minuti se vuoi, possiamo andare all'ortica. Se abbiamo ancora un paio di minuti ti dico che io l'altro giorno, che era venerdì 13, una giornata infernale, Antonino. Tu fai conto che io da casa mia, che sto in Corso Vercelli, all'Ortica, in macchina, perché non c'erano mezzi, è venuto a prendermi un mio amico, ci ho messo un tempo che mi sarebbe servito in giorni normali per andare a Genova. Cioè io sarei Sì. andata fino a Genova quel giorno e invece sono andata all'Ortica. Perché ho portato i miei soci all'Ortica, così come li porterò a Sant'Antonino, come li ho portati a Precotto, eccetera? Perché per l'appunto questi quartieri cosiddetti periferici hanno questi luoghi, questi gioielli poco conosciuti e a me fa piacere invece portare la gente a vederli. All'Ortica c'è questo santuario che si chiama Santa Maria delle Grazie, che non è Santa Maria delle Grazie di Corso Magenta, la più grande conosciuta, e anche questa è legata al Barbarossa, perché quando il Barbarossa mise sotto assedio Milano alla fine del XII secolo, Sì, per 4 anni e distrusse Milano, i milanesi scapparono dalle loro case in centro, all'interno delle mura, no? Del centro certo. storico di Milano, e i milanesi di Porta Nuova e di Porta Orientale scapparono, Porta Orientale è l'attuale Porta Venezia, per capirci, scapparono verso l'Ortica e dove c'era una cappella, una stazione di preghiera dedicata a San Faustino, che è il patrono di Brescia, perché quella era la strada romana che portava a Brescia, dove poi venne fatta la ferrovia, tant'è che all'Ortica c'è una delle più vecchie stazioni di Milano, che è appunto la stazione della ferrovia per Brescia. All'Ortica i milanesi scappati per il Barbarossa, su questa antica stazioncina di preghiera dedicata a San Faustino, fecero un voto che se fossero riusciti a tornare a casa avrebbero costruito un santuario per ringraziare. E si chiamò Santuario di Santa Maria delle Grazie perché proprio era in ringraziamento. Nel 500 e nel 600 l'interno venne tutto rivisitato e tutto restaurato, tant'è che questo affresco che tu vedi è tipicamente barocco, tipicamente di quell'epoca lì, e sono proprio San Faustino e San Giovita, i Chi due sono? santi protettori scusami, di Brescia. Sì, E la chiesa internamente è tutta affrescata, allora ci sono degli affreschi più antichi che rappresentano dei santi che si vede che sono molto più antichi, ma poi questi restauri cinquecenteschi o seicenteschi sono stati fatti proprio in salsa barocca e quindi hanno questi colori tenui, questi azzurri, questi rosa, questi verdini, e è una chiesa molto molto bella, molto ben tenuta perché è stata tutta restaurata grazie a un parroco che ha fatto una raccolta di fondi tra i fedeli, è andato proprio a bussare di porta in porta e l'hanno restaurata. E all'interno c'è un bellissimo ciclo di San Giuseppe, una cappella con San Giuseppe col bambino, San Giuseppe, il sogno di San Giuseppe col bambino e la fuga in Egitto. Dall'altra parte della navata, che anche questa è ad aula unica, c'è una Madonna neobizantina che risale al XII secolo, e poi ci sono degli affreschi nella sagrestia che sono stati ritrovati quando hanno fatto il restauro della chiesa, hanno ritrovato degli affreschi di scuola leonardesca. Quindi li hanno attribuiti vuoi a Leonardo, vuoi al suo allievo Boltraffio, vuoi al che meraviglia. Bramantino, che sono un po' le attribuzioni che si fanno sempre, e sono degli affreschi molto belli, tra cui uno dei più strani. Ci sono tutti i vescovi, i padri della chiesa intenti a leggere, e poi c'è un santo che è San Lucio della Val Cavarnia che tiene in mano una formaggella ed è una Ah, delle stranezze di questa chiesa. però, Una chiesa che merita di essere visitata. E niente, dopo la chiesa, la visita alla chiesa, siamo andati in visita questa è come la si chiama? ferrovia con questo murale. I graffiti che ricordano, essendo l'Ortica, no? Un luogo dove c'era Sì, Iannacci, c'è la balera dell'Ortica, ti ricordi la famosa sì, canzone faceva il Facevo palo solo nella banda dell'Ortica? dell'Ortica.
faceva il ballo perché lei era il suo mestiere, però era cieco, era orbo e quindi non si accorge che arriva la pula. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E vengono arrestati tutti. Geniale. E poi c'è Ornella Vanoni con Mamì, Dario Eccola Fo, qua. Ivan Della Mea, Dario Fo. Nanni Svampa, tutti i cantautori milanesi sono ritratti in quest'area vicina al sottopasso della ferrovia. Sì. Poi tutto il quartiere è affrescato, perché è un quartiere dove sono intervenuti questa associazione che si chiama Ormea, Ortica Memoria, e hanno affrescato, hanno decorato tutte le case del quartiere, vuoi con questi cantautori, vuoi con dei personaggi che ricordano il Novecento. C'è tutta una parete dove in quella foto dove si vede l'ortica da lontano, se la fai vedere, questa, vedi che c'è, ecco, no, torno indietro. Quella casa lì è tutta decorata Sì, si con la intuiscono i bandiera. volti. Io credevo che fosse la bandiera della pace, invece no, è la bandiera LGBTQ, perché la bandiera LGBTQ ha 6 colori, mentre la bandiera della pace ne ha 7, e hanno scelto questa. E tutti i volti che sono rappresentati sono volti di personaggi del Novecento che hanno contribuito alla crescita socio-politica, culturale dell'Italia, e quindi c'hai i volti che vanno da Levi Montalcini a Dario Fo, da Sandro Pertini a chi vuoi tu. E invece E quest'ultima osteria del poi ho generale portato cos'è? e poi ho portato i miei soci, visto che eravamo un gruppetto di 15 persone, soci degli Amici del Monumentale, li ho portati a mangiare all'Osteria del Generale, che è in via Ortica, ed è un'osteria milanese. Il generale di cui si parla sarebbe Radetzky, vedi, Sì. nello stemma, perché sembra che Radetzky nell'antichità, insomma, negli anni in cui era feldmaresciallo di Milano, ogni tanto andasse a mangiare a questa osteria con le sue amanti, perché lui, pur essendo sposato con una contessina von Grafenberg Strassoldo, che gli aveva dato un sacco di figli, lei faceva un mucchio di corna, e poi a un certo punto aveva avuto anche degli altri figli in tarda età, ultra settantenne, con la Meregalli, che era una lavandaia, lavandaia detto con rispetto naturalmente, Certo. e lui aveva però anche delle altre storie. Insomma, sembra che si portasse queste ragazze o signore con cui si accoppiava all'Osteria del Generale, oltre che a Precotto, dove a Precotto lui aveva proprio una casa, uno scannatoio, se possiamo definirlo così. Ho portato questo gruppetto con cui abbiamo visitato l'Ortica e la chiesetta all'Osteria del Generale, abbiamo mangiato risotto con ossobuco, abbiamo mangiato polenta con brasato, abbiamo mangiato il panettone con lo crema di mascarpone, insomma è finita in gloria la nostra visita. Perché a me piace sempre Decisamente. delle visite, infilarci in una trattoria e finire a tavola. Che mi sembra un ottimo epilogo, dopotutto anche la camminata mette appetito. Allora Carla, grazie come sempre, e niente, noi ci ritroviamo il 23 dicembre, c'è aria di Natale nella prossima puntata. Certo, certo. Comunque voglio segnalarti anche una cosa. Allora io oggi, per andare a Sant'Antonino, Sì, ho guardato come si faceva, perché io non ho la macchina, no? Allora ho deciso che mi era comodo andare a Precotto col metro, che lo prendo sotto casa, a Precotto prendere l'86 che in 4 fermate mi portava a Sant'Antonino. Prendo il metro e va bene, va tutto bene, pochi minuti di attesa, arrivo a Precotto e vado alla fermata dell'86, e cosa scopro? Che c'erano 29 minuti di attesa, Antonino. salute. Ecco, allora questa è una cosa che va segnalata, cioè a Milano ci sono delle attese dei mezzi pubblici, soprattutto di domenica, terrificanti. E sai cosa ho dovuto fare? Da Precotto a Sant'Antonino sono andata a piedi, ci ho messo mezz'ora a passo veloce, perché a quel punto lì non avevo più alternative.
o perdevo la visita a Sant'Antonino e tornavo a casa, oppure gambe in spalla e vai e pedalare. Io sono una che pedala, ma mi chiedo cosa avrebbe potuto fare uno che magari avesse avuto, che ne so, male a un piede o forse era stanco, non aveva voglia di camminare. Avrebbe detto 29 andate al minuti di diavolo e se attesa ne al sarebbe bus. andato. No, 29 minuti di attesa a un bus a Sì, Milano, ma te ti pare sì. normale? Dai. No, non è Ogni normale tanto... da nessuna parte, men che meno a Milano. Esattamente. Va bene, detto questo, io ti bacio e ti abbraccio e domenica prossima ci facciamo gli auguri di Natale. Molto volentieri, io ricambio i baci e gli abbracci e allora 368 ore. Grazie. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Che la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. A te la linea. Grazie Lorenz, e allora grazie come sempre anche a Carla De Bernardi con la grande città come ogni lunedì, ed eccoci qua con I ricchi e poveri, Se mi innamoro del 1985, vincitrice al Festival di Sanremo di quell'anno, signori, non 83, non 84, ma 1985. Va bene.
Le 19:40 e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi e il telefono aperto per questi ultimi minuti di trasmissione 0292947222. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Voilà, Michele. Un saluto, noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va? Bonsoir à tout le monde. Antonino, Radio Libertà, la talk radio Dubli, Drive Time in mezzo ai fatti, che è stato premiato come miglior programma nello spazio di infotainment l'anno scorso con il microfono d'oro. Dunque dico tanto riconoscimento, bisogna anche che io contribuisca con il mio punto. Che ne dici? Vai Michele, vai. Il punto di Michele Caruso. Cosa non torna del discorso di Giorgia Meloni ad Atreju, il fact-checking su banche, migranti e sanità. Inoltre un'ora di discorso a conclusione della kermesse di Fratelli d'Italia a Atreju, la premier Meloni enumera alcuni risultati raggiunti dal governo. Ma nel suo intervento ci sono diverse imprecisioni e dati falsi, in particolare sulla manovra, sui migranti e sulla sanità. L'intervento di chiusura alla kermesse di Atreju di Giorgia Meloni è durato poco più di un'ora. Nel discorso la Premier tocca dei spunti, diventa i risultati del suo governo di centrodestra e variabili, dalla sanità all'immigrazione passando dalle banche, ma tra le sue dichiarazioni ci sono state anche diverse inesattezze. Ella mente quando parla di incremento del fondo sanitario nazionale. Cominciamo da questo tema. In questo campo, numeri alla mano, il nostro stanziamento più alto di sempre, 10 miliardi in 2 anni, ha detto Meloni. Il calcolo non è difficile, anche senza calcolatrice, che l'ultima volta non andava bene. Ha detto riferendosi alla sua gaffa fatta durante la sua intervista da Bruno Vespa a porta, il saluto buono da questa Camera del Parlamento. 136 miliardi e mezzo di euro, il fondo più alto di fatto per la sanità. Le basta dire che prima di questo governo il fondo era cresciuto in 4 anni di 8 miliardi e invece ne abbiamo messi 10 in 2. Non sono neanche 10 miliardi, ma 12, perché vanno aggiunti quelli degli accordi di coesione, 750 milioni di euro della revisione del PNRR. Quindi con quale faccia e quale dignità si dice che non ha fatto bene chi ne ha messi 10 in 2 anni? Mi pare che la calcolatrice serva proprio alla Meloni e al suo governo. Al contrario della sanità sono stati fatti dei tagli, gli stanziamenti per il Fondo Sanitario Nazionale scenderanno infatti sotto il 3% del PIL entro 3 anni. Tra l'altro, inoltre, con la revisione del PNR c'è stato un ulteriore taglio dei fondi di miliardi di euro alla sanità, fondi che riguardavano la messa in sicurezza degli ospedali, cosa prioritaria tramite la misura ospedale sicuro, con conseguente taglio di oltre un terzo delle case della comunità e degli interventi negli ospedali, ha ricordato il deputato del PDI. Poi riguardo all'incalzamento anche della segretaria del PD e di Vigilante sul tema dei migranti e sullo spreco di risorse per la costruzione dei centri in Albania, che dopo la decisione del Tribunale di Roma non convalidare per 2 volte il trasferimento dei migranti e rinviare la questione alla Corte di Giustizia europea, rimangono vuoti. Meloni ha confermato il suo impegno nel progetto. Il costo stimato delle strutture per accogliere i migranti che arrivano in Italia, un hotspot per il contenimento dei richiedenti asilo da circa 1.000 posti, un centro di permanenza per il rimpatrio e un carcere da 20 posti, e quasi 800 milioni in 5 anni, tra il 2024 e il 2028, questo è il computo, una cifra che il governo avrebbe potuto impiegare proprio nella sanità pubblica per ridurre le liste di attesa. Meloni insomma ha rivendicato le scelte fatte, ha detto che intende andare avanti su questa strada e dunque lei vuole combattere la mafia e chiede a tutto lo Stato di aiutarla a combattere questa cellula malsana. Non è lei il nemico, sono una persona per bene, ha detto. Il giuramento di Meloni è che la stessa esistenza dei centri serva da deterrente per le partenze. Il punto centrale dei centri in Albania è la deterrenza. Se si parte in Italia l'unico obiettivo di restare in Europa, sbarcare fuori dai confini. Cambia tutto, per questo il protocollo in Albania è in assoluto lo strumento più temuto dei trafficanti. Fermare l'iniziativa sarebbe il più grande favore ai trafficanti. E concludo dicendo che comunque ci sono 650 arrivi di migranti via mare. Questo è quanto. Poi Meloni non dice la verità sulle banche, capitolo banche e pensioni. Meloni in un passaggio del suo discorso ha ammesso che sulle pensioni minime il governo avrebbe voluto fare di più, visto che l'assegno mensile cresce di tanto, ma la legge di bilancio però non ha a pari con quello che dovrebbe essere. Anche il ministro dell'economia Giorgetti alla fine si è visto poco nulla, alle banche infatti il governo chiederà solo prestito.
Tu che cosa ne pensi? Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Ma penso che tutto è perfettibile. Detto ciò, resta il fatto che io credo che la Meloni riuscirà a far funzionare i centri per quanto riguarda l'immigrazione in Albania. Prima o poi, ma ci riuscirà, questo è poco ma sicuro. Va bene, noi abbiamo finito per questa sera. Ci salutiamo con i Daniel Santa Cruz Ensemble, Linda Bella Linda del 1976. Grazie per essere stati con noi in questa puntata numero 902 di Zoom. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Ci ritroviamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.